La parità perfetta in fatto di punti, la settima posizione in classifica in coabitazione dà alla sfida tra Baiardo e Rivasambi connotati di gara di centro classifica sì, ma anche quelli di partita interessantissima tra due solide realtà dell'eccellenza ligure. 3 punti per provare a sognare, 0 per doversi guardare alle spalle, ritmi buoni fin da subito, anche se la prima occasione è datata 20° con Barbieri che sbuca dietro la retroguardia genovese su lancio dalla retrovia. Il pallonetto del numero 9 termina alto di pochissimo, sembra il segnale di aprite il fuoco, e in effetti è così, anche se i colpi susseguenti arrivano negli ultimi 5 minuti di frazione. Il tempo si chiude infatti con la botta dal limite di Righetti disinnescata in corner da Gaglione. 120 secondi più tardi la prima vera risposta locale, che rischia di essere anche la più importante, la spizzata di destini incerti. Infatti termina l'MLM sul montante sinistro della porta di Raffo. A reti bianche la prima frazione seconda, che inizia col destro, giro di Fontana su punizione da 25 metri, messo in angolo da Gaglione, e con la risposta dei Draghetti firmata incerti, firmata però anche Raffo, che chiude lo specchio al numero 7. Napello bonifica l'area alla mezz'ora dopo una respinta del solito Gaglione su conclusione del solito Fontana. Battaglia costringe Raffo alla respinta in corner al minuto 36. È la sliding door della partita, perché sul corner conseguente il gioco di blocchi favorisce il terzo tempo di Napello. Il numero 6 anticipa tutti, Raffo compreso, e il Baiardo a 8 minuti dal termine passa in vantaggio col secondo gol in campionato del suo difensore centrale. La reazione del Rivasamba è tutta nel tiro dalla distanza di Lanata, alzato ancora una volta in angolo da un Gaglione fin qui praticamente perfetto. Neanche Porro centravanti riesce a smuovere la situazione, e l'uomo copertina di questa 21esima giornata di eccellenza per il Baiardo è Marco Napello, che con il suo gol fa entrare la nave Baiardo in acque tranquille.